Amici bellini, allora tiriamo le fila, le somme delle cose. Mamma mia che suono, ma con calma, perché ovviamente tiene ancora a botta la questione della conferenza. Poi l'analisi tattica la faremo probabilmente domani, ma cominciamo. Allora, voglio fare le cose facili, cioè no facili, ma brevemente per arrivare al succo, al conquibus. Alfonso Malafronte, benvenuto, come tutti i nuovi iscritti, siamo vicinissimi a 14.000, fatemi questo regalo per cortesia, con i vostri like si arriva più presto all'obiettivo, perché poi l'algoritmo fa girare i video, eccetera, eccetera, e quindi noi ci divertiamo di più, perché abbiamo più spunti anche noi come community, io faccio parte della community, abbiamo più spunti di riflessione con quelli che vogliono parlare di calcio in un certo modo, che io apprezzo tantissimo. Allora, Spalletti tostissimo in conferenza, ovviamente tiene banco questa storia di Auriemma, che oggi ha risposto via social, e quindi analizzeremo un po' l'audio di questa situazione qui e poi anche la risposta di Auriemma, e vi dirò la mia perché non mi tiro indietro, giustamente. Però Spalletti ne ha avuto per tutti, e quindi andiamo a leggere brevemente. Insomma, lui comincia, spiega l'espulsione, dice protesta, io stavo protestato per i falli, perché questi famosi falli che poi ti spezzano l'azione, eccetera eccetera, qualcosa devi fare. Ci cita quell'occasione di Politano quando lui allarga le gambe, l'avete vista la reaction, quando lui allarga le gambe e il pallone passa, lì dovresti ammonire, eccetera eccetera. Poi per il recupero, perché lo Spezia dopo aver subito gol si lamenta del recupero, eccetera eccetera. Però quello che voglio sottolineare è che Spalletti, mentre dice che ha protestato giustamente e durante la partita si vedeva non soddisfatto dell'arbitraggio, nel post partita e anche nei pre partita lui sta cercando invece di fare la cosa opposta, cioè fa i complimenti agli arbitri, cerca di mantenere un profilo tranquillo, senza protestare, che è proprio in controtendenza rispetto a tutto quello che sta succedendo in Serie A, dove tutti si lamentano di tutto. È chiaro, Sarri è il non plus ultra delle lamentele, ma non ultimo anche Gotti. Adesso si parlerà, alcuni amici, Giorgio mi stava dicendo di quanto è successo a Lecce con il Monza, eccetera eccetera, quindi si lamentano un po' tutti. Forse Italiano mi pare che non si è lamentato in questa partita, ma il Napoli con Spalletti sta cercando di fare i complimenti, speriamo che paghi, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso. Poi l'ambiente coeso, i tifosi che sono insieme alla squadra, l'allenatore aiuta, eccetera eccetera, sì, è molto importante, molto importante. E occasioni, rivendica le occasioni di Lozano, quella più clamorosa forse, ma poi non sa manca se era già fuori gioco, eccetera eccetera, e quelle di Kvara pure, che sono comunque occasioni importanti, e quindi rivendica comunque una vittoria meritata. È la serata dove praticamente, siamo già in serata, si parla di Milan che ha vinto soffrendo, Inter che ha vinto soffrendo, Napoli che ha vinto soffrendo, e Spalletti cerca di sottolineare che comunque la nostra vittoria, nonostante la sofferenza, perché basta vedere la reaction e tutti, penso noi come tifosi abbiamo sofferto, è meritata, e su questo penso che non ci siano dubbi. E poi va nello specifico tatticamente, dice bisogna fare i complimenti a Gotti, che hanno messo una punta su Di Lorenzo in modo tale che non potesse avere libertà di uscita. La libertà però ce l'aveva Rachmani, quindi si poteva essere più qualitativi lì, più il quinto a sinistra che andava su Rui, poi scalava su Kvara, quindi ci ha creato delle difficoltà tattiche. Poi gli si chiede, fortunatamente, bella domanda, perché hai scelto Raspadori invece che Simeone? La prima risposta di Spalletti è un po' piccata, che dice ma Simeone quanti minuti ha giocato? Ha giocato 30 minuti, e allora 30 minuti bastano per un giocatore per dimostrare che ha ancora quell'entusiasmo, eccetera eccetera, però ce la dà e a me convince, e io questo voglio sapere, l'idea che è dietro a una scelta di formazione. Dice io ho messo Raspadori perché Raspadori è più bravo a venire dentro, a controllare il pallone, e visto che i loro difensori sono più alti è meglio contro i difensori più alti avere un piccolino che ti viene fuori. È una scelta ovviamente, e quindi poteva funzionare, non ha proprio funzionato se vogliamo nel primo tempo e nel secondo tempo, però poi alla fine quando hai messo pure Simeone, quando dentro sono andati anche, è andato anche Gaetano
Lozano, ricordiamolo, poi ha pagato. Era difficile fare gol di testa, ecco perché non ha messo Simeone. A me mi basta, me la spiega e mi basta. Gli attaccanti, però quanto è importante che tutti gli attaccanti abbiano fatto gol. Gli attaccanti vivono di gol, è chiaro, e qua veramente devo dire che è andato tutto bene, nel senso che la paura che avevo io che poi Simeone si potesse deprimere non avendo la continuità nella scelta dei titolari, alla fine è andato tutto bene, perché Simeone sarà contento comunque della vittoria e resta ancora, ha fatto lo suo scampolo di partita. Adesso è contentissimo anche Raspadori, che si sente protagonista dopo una prestazione che insomma ci preoccupava e tutti quanti si cominciavano già a lamentare, 35 milioni, 40 milioni che ce l'ha maccatta da fa. Per fortuna è andato tutto bene, adesso questo gol spazza via un po' di polemiche e poi ci ricorda della bella cosa con Antoine: il calcio è dei bambini, noi facciamo calcio ma dobbiamo tornare bambini per fare calcio, eccetera eccetera. Concesso minuti, è la soddisfazione più grande, che hai vinto poi concedendo minuti, e qua ancora piccato Spalletti: il giochino è vostro, il vostro giochino dei giornalisti, e dice solo qua si fa così, lo so allenato da tutte le altre parti e a Napoli in particolare vi piace fare questo giochino, e poi lo dice proprio a chiare lettere, proprio in maiuscolo, in maiuscoletto, solo qui presidente compreso, Aurelio De Laurentiis compreso, gli piace assai dire ma perché non hai fatto giocare a questo, perché non fai giocare a questo, e questo noi ce lo dobbiamo ricordare e ce lo portiamo avanti magari più in là quando ci possono essere dei momenti, perché poi se ti va bene, Spalletti l'ha detto, se gli va bene con la vittoria ha fatto le scelte giuste, in questo caso nemmeno, comunque gliel'hanno contestato, se poi non ti va bene è chiaro che dice dovevi fare così, non c'è dubbio. Anghissà non l'hai visto sotto livello, e qua io sono d'accordo con Spalletti che Anghissà ha pagato la grande prestazione di Liverpool e anche lui poteva rientrare in un concetto di rotazione come vi avevo detto io nella mia probabile formazione, e quindi l'ho dovuto togliere, altrimenti non l'avrei tolto mai. Dombele ci dice meglio, quindi gli ho fatto mettere un po' di minuti ed è andato un poco meglio, su questo un poco meglio io non sono proprio d'accordo, però insomma ci deve far vedere di più un Dombele sicuramente, e poi io ho la possibilità di mettere lo Botka fresco che fa la differenza. Qua a Spalletti gli diciamo solo, per farci stare un po' più tranquilli, comincia lo Botka per esempio, no? Col senno di poi è facile, comincia lo Botka, la sblocchi, ti metti un attimo in sicurezza, certo in sicurezza devi arrivare minimo 3-0, insomma nell'ideale, nel mondo ideale, nell'universo ideale la sblocchi prima e poi fai mettere minuti a Ndombele che sennò ci fa sentire male, va bene. E poi dici chi è il titolare tra Politano e Lozano, lo scegliete voi, a me non me ne frega, a me mi servono che poi uno entra dopo e ti fa la differenza perché le sgasate di Lozano eccetera eccetera, e questo è anche un messaggio ai giocatori, non è importante che cominci da titolare, ma se devi fare quei 30 minuti finali li fai bene, sei pure più importante di quello che ha giocato prima, che ha sfiancato poi le difese o i giocatori avversari, quindi va bene. Lobo e Zielinski, ovviamente se li perdi tutti e due però c'è meno qualità, gli si chiede, e Spalletti ci ricorda anche che Elmas qualche percussione importante l'ha fatto, e poi su Zielinski si toglie lo sfizio di ricordare ai giornalisti che è stato massacrato. Io qua mi tiro fuori, anche perché uno non sono giornalista, due non ho mai massacrato Zielinski, anche per un gusto mio personale, anche quando andava meno bene non segnava, io cercavo di vedere le altre cose che faceva, massacrato, l'avete finito, e quindi io no, tutti che si cercano di togliere dalle botte, e Spalletti è tostissimo, e poi arriva il momento di Auriem che dice piacere, fatti piacere. E gli si rinfaccia questa cosa che Auriem ha detto in radio, e Auriem lì la brutta figura non è tanto quello che hai detto, ma il dire che non l'ho mai detto, mi devi portare l'audio, questa sfida così, e nel mondo di oggi non c'è nemmeno bisogno che te lo porta Spalletti, è internet stesso, sono i tifosi che lo... Allora ascoltiamo un attimo l'audio di Auriem per essere precisissimi, perché poi leggeremo le sue, ci mettiamo da quest'altra parte, vedi, ci mettiamo da quest'altra parte e ascoltiamo un attimo l'audio. Mi risulta che molti calciatori sono in disaccordo con il tecnico. Qualcuno ha chiesto alla società di essere ceduto proprio perché ha pessimi rapporti con l'allenatore, e lo stesso Aurelio De Laurentiis ha lasciato intendere che se dovesse decidere di andarsene Spalletti, lui certamente non lo rincorrerebbe per trattenerlo sulla panchina azzurra. È una situazione bollente con la quale non puoi cominciare una stagione, Andrea. Non puoi iniziare il campionato così,
avendo Spalletti sfiduciato da tutti, piazza, squadra, società. Però te lo tieni perché ha un contratto ancora di un anno a 3 milioni netti. Io capisco De Laurentiis, però caro Presidente, visto che quest'estate sarà caratterizzata da molte cessioni e molti soldi che entreranno nelle casse del Napoli, se il monte ingaggio invece di 75 prevedi che sia di 80 milioni perché ti devi tenere ancora Spalletti, ma lo devi fare, altrimenti cominciare la stagione in questo clima sarebbe solo dannoso per il Napoli, perché a un certo punto De Laurentiis sarà costretto a mandarlo via Spalletti a campionato in corso. Meglio farlo prima piuttosto che farlo sappiamo bene cosa accade, no? Quando la squadra si mette contro l'allenatore rischi di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere, quindi è una decisione che va presa adesso. Allora è chiaro che le parole, capito? Allora, disaccordo, giocatori in disaccordo con l'allenatore chiedono di essere ceduti, pessimi rapporti, ADL lo lascerebbe andare tranquillamente a Spalletti, situazione bollente, sfiduciato da tutti, la squadra contro, se c'hai la squadra contro si lotta per non retrocedere, che poi non sappiamo se veramente la squadra, per esempio nel momento di Ancelotti, se la squadra gli era contro, io non credo nemmeno, è più che tu perdi poi fiducia eccetera eccetera e succede le cose. Il problema è che Spalletti dice ho litigato con tutti eccetera eccetera, quindi se vogliamo fare i sofisti la cosa che risponde poi Auriemma, e la mettiamo qua, no qua così, dice purtroppo Spalletti è stato informato male dal suo ufficio stampa, mi avesse accusato della frase lo spogliatoio lo ha sfiduciato, gli avrei confermato che l'ho detto e gli avrei fatto fare qualche nome, questo post va alle persone che riflettono, le capre eccetera eccetera. Allora, al di là dell'arroganza così, io non ho niente contro Spalletti, niente contro Auriemma, non ho niente a favore di Spalletti, niente a favore di Auriemma, io sono super partes, non ho rapporti con nessuno, è più che altro una questione, il sofismo, no? Se tu sai quello che hai detto e te lo ricordi, non è successo manco 3 anni fa, se tu lo sai tu puoi rispondere direttamente a Spalletti, dici no Spalletti, io non ho detto che tu hai litigato con tutti, io ho detto che sei stato sfiduciato, e Spalletti ti può rispondere ma sfiduciato di che? I giocatori stanno dando tutto e quindi non è vero. Che la questione poi sia che qualcuno voleva essere ceduto, non c'è dubbio, cioè io non metto in discussione che la spifferata che ha avuto Auriemma, perché poi lo abbiamo saputo non solo dai diretti interessati, prendi il caso Politano che lo dice apertamente, prendi il caso Elmas che ce lo conferma proprio Spalletti, che a lui pesa essere questo jolly che deve essere sempre messo e c'ha poco minutaggio, sempre in posizioni diverse dal campo. Fabian se ne voleva andare al di là di Spalletti, Meret che comunque non era contento, non ha rinnovato, stiamo ancora aspettando questo rinnovo di Meret, ma deve essere lasciato tranquillo, ma il procuratore è in vacanza e adesso torna, e no, deve sapere se arriva Navas, se arriva Kepa ci pensa, se invece arriva Sirigu sta tutto contento, ancora non ha rinnovato, quindi va al di là del rapporto con Spalletti questo dubbio che alcuni giocatori se ne volevano andare, alcuni giocatori non sono voluti arrivare, ma è normale e non è detto nemmeno che sia un problema di Spalletti. Io non lo so quanto sia contento Lozano di stare a Napoli, non lo so quanto è contento Gaetano di essere rimasto a Napoli che avrà pochi minuti, Zanoli mi fa riflettere, anche Guido Gentile, Zanoli è contento di buttare un altro anno senza giocare mai. Allora tutto questo è anche vero, il problema poi è l'arroganza, perché poi ti metti di fronte a una situazione dove è antipatico, il web poi riprende le cose e diventa poi difficile recuperare questa cosa qua. Io insisto, Spalletti sta tostissimo eccetera eccetera, ma è una situazione di ambiente che si pizzica tra di loro, che si fanno come si dice, le puntatine, quelle Alessandro Catto, no, le zeppatine, ecco, le continue zeppate, secondo me non aiuta, perché poi Spalletti ci dice pure che lo fa pure ADL, allora capito, conosciamo troppo i nostri polli e sappiamo che all'interno dell'ambiente Napoli società poi si dicono delle cose, qualcosa viene lasciata in pasto come la talpa, no? Qualche talpa viene informata di proposito per creare la zizzania contro l'allenatore in futuro. Noi dobbiamo essere intelligenti e guardare al futuro. Adesso sta andando tutto bene, ma quando arriveranno i momenti di crisi che arrivano a tutte le squadre, è lì che poi possono scoprirsi gli altarini e diventa problematico, e dobbiamo evitarle queste cose qua.
qua. Non è nemmeno il personaggio in se stesso, è in generale in un campionato dove la Serie A è scarsa, ma vediamo di poter approfittare, e magari anche se è un anno di transizione perché c'è stata la rivoluzione, ci sono molti giovani, vuoi vedere che ci va bene lo stesso e che andiamo in Champions lo stesso, magari con tranquillità, e magari ci togliamo pure lo sfizio di lottare fino alla fine. Se l'Inter ha difficoltà, se il Milan non riesce, magari qualche infortunio, un po' di mazzo, se la Juventus continua a giocare maluccio eccetera eccetera, la Roma non ingaggio, ma perché no? Però serve poi l'ambiente coeso. I tifosi mi sembrano più maturi in questo momento, perché contestavano quando c'era paura di uno scatafascio generale, sono stati contenti poi del mercato fatto. In questo momento il Napoli si sta comportando anche bene, prestazioni altalenanti, ma qualche risultato sta arrivando, e quindi sfruttiamola questa cosa e non ci ammazziamo tra di noi, assolutamente. Quindi per quanto riguarda, poi gli si chiede anche di Elmas, di Zielinski, dice sì, Zielinski si è sbloccato, è così forte Zielinski che lo uso anche quando sbaglia qualche gara, e lo capisco qua Spalletti. E poi su Elmas vi ho detto che gli pesa essere jolly, si sente più trequartista, è più trequartista di Zielinski. Zielinski ha più senso che parte da dietro, gli piace avere quei metri in più, Zielinski forse, Elmas forse meno, quindi questa è una di quelle situazioni da monitorare. Poi nel finale dice pure, gli piace sottolineare a Spalletti, non è rigore, gli arbitri devono tutelare la squadra che deve vincere. E questa frase non è una frase che tu dici ma come devi tutelare la... no, è per una questione di quelli che speculano, quelli che giocano per lo 0-0 devono prendersi le responsabilità della loro scelta tattica. Se giochi a farfallo, se giochi a farfallo, se giochi solo per fare fallo e per distruggere il gioco avversario, è anche giusto che l'arbitro se ne renda conto e prenda provvedimenti. L'altra squadra che invece ha un gioco propositivo anche per lo spettacolo, anche per la bellezza del calcio, deve essere tutelata, non che deve essere aiutata, ma tutelata nel poter far fare gioco. E poi se vuoi giocare un colpo io un colpo tu, ci divertiamo come con il Liverpool. Se invece giocano speculativi speculativi, diventa più brutto il gioco del calcio e poi i bambini si annoiano. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne abbiamo pensato, no, cosa ne avete pensato voi. Adesso c'è la Lazio, poi sta Juventus, ma non vi preoccupate perché tanto il fantacalcio mi va male, giocano tutti, chi ha da segnare contro di me deve segnare quello, vabbè, poi ne parliamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.